Pensate, mi trovo a Butrio e siamo venuti a visitare l'azienda Conti Artemis Maniago e come sempre, guardate questa bellissima bottaia, no? Penso che abbia un po' di secoli, no? E siamo con Fabio d'Artemis. Allora Fabio, cioè, quanti anni ha questa bottaia qui? Insomma qualcuno, così tanti che viene anche difficile avere una carta, un documento che dica effettivamente quando è stata costruita. La mia famiglia fa vino qui a Butrio in maniera ininterrotta, continuativa, sempre proprietà della famiglia, sempre amministrata da noi dal 15 febbraio del 1585, quindi io sono la 18ª generazione. Senti, io vi ho dedicato un capitolo del mio secondo libro, no? E tuo papà mi aveva raccontato poi la storia di quelle famose streghe, no? Sul vino Piccolite. Sì. Ecco, come mai, cioè, la strega era così, beveva il Piccolite a quei tempi là? Evidentemente sì, evidentemente sì. Chi faceva magia all'epoca evidentemente era vicino al vino dolce. Al vino dolce. Sì, noi qui per fortuna abbiamo la grandissima fortuna di aver conservato moltissimi documenti, tra cui ce n'è anche uno dell'Inquisizione in cui si parla appunto di questo processo per stregoneria e di questa supposta strega che esercitava magia di qualche tipo proprio qui presso la nostra azienda di fronte a una botte di Piccolite. È periodo vendemmiale questo qui, i bianchi sono già arrivati in cantina, praticamente stanno lavorando, i rossi ormai siamo alla chiusura, però ti volevo fare una domanda sui bianchi, ecco, qual è il vino, cioè, che sorride con quello che è capitato, insomma, perché ogni vendemmia ha la sua storia, no? Questa è una storia particolare, perché allora, è successo di tutto, cioè 2025, 2025 per fortuna per noi non è stata un'annata brutta, è stata sicuramente un'annata difficile in cui l'esperienza conta perché ha piovuto tanto, come da tradizione friulana peraltro, quindi bisognava sapere quando intervenire in vigneto, come accudire la vite per portare in casa uva sana. Io dico la verità, siamo stati fortunati e le uve che stanno entrando in cantina, che abbiamo visto anche lungo la strada, sono di ottima qualità, sono tutte in salute, le gradazioni alcoliche sono corrette, maturato, sono arrivate assolutamente a maturazione, sì, no, su quello io sinceramente non mi posso ma lamentare. c'è un vino che può sorridere? Come no? vino sorridente, io pensavo al Verduzzo friulano, quando appena ho sentito parlare di vino sorridente ho detto il Verduzzo. Stagione calda in cui gli appassimenti in pianta sono venuti bene, quindi comunque si è sviluppata quella dolcezza che serve su un vino come questo, ma sorridente anche perché non è un vino che è eccessivamente dolce, è quella giusta via di mezzo fra il secco e il dolce, e quindi io ho pensato immediatamente io penso anche con questi caldi, che cioè questi vini qui gli danno una mano, altri vini invece profumati vanno un po' in difficoltà, ma col caldo, Piccolite, Verduzzo, questi qui, o anche i rossi, possono maturare in maniera straordinaria, soprattutto in stagioni in cui, come questa, c'è stata grande sanità delle uve, quindi in cui possiamo dire anche, va bene, aspettiamo una settimana, lasciamola passare un po' direttamente in pianta, guadagniamo quell'eleganza senza necessariamente spingere in appassimenti che sono direttamente sui graticci, nelle cassette o cose di questo tipo, ma far fare il lavoro direttamente sulla pianta con il sole che viene dal è un cielo. ritorno praticamente ai vini dolci. Allora, Fabio, andiamo a chiudere in dolcezza, giusto? Esatto, chiudiamo con un bel calice di Verduzzo che noi chiamiamo Torre delle Signore. Torre delle Signore, Cin e Viva.